una scelta un po' egoista, perché per non rischiare di inserirmi in enti di volontariato eccetera in prima persona, dove che rischi anche denunce eccetera, oppure rischi di farlo diventare un altro lavoro perché ti impegni a fondo, perché le cose devono andare bene, non puoi metterti per fare tanto per fare, cioè non è nella mia indole, e per cui poi alla fine so che andrei a finire là. E allora la scelta più egoista è di fare una cosa di cui rispondo di me stesso, scelta su una delle passioni che ho, e quindi è una soddisfazione enorme. Quale è il progetto iniziale, tanto per dire? Primo aver fiducia delle persone, per cui io faccio quadri, chi li vuol acquistare eccetera non me li faccio pagare, glieli regalo senza nessuna spesa, e lui deve impegnarsi a fare un bonifico presso alcune aziende USL di volontariato che seguono soprattutto gente in particolare difficoltà, malati terminali che hanno bisogno di cure palliative, che hanno bisogno della famiglia vicino e anche ospitata eccetera, e in questo ambito ci sono parecchie associazioni. Le associazioni mi vengono suggerite anche da chi vuole acquistare un quadro, perché non è che io li obblighi a fare un'associazione piuttosto che un'altra, eccetera. Se loro ne hanno una che per loro è importante, che è sul loro territorio e che ha questi fini, ben venga, e mi danno il nome che io me la segno e la suggerisco sempre anche a degli altri. La cosa più fastidiosa è fare il quadro che vuole uno, perché accetto in linea di massima i colori, perché oggi qualunque rivisita la sua casa e la risistema, al momento attuale è tutto grigio, bianco e nero. Per cui anche i quadri sono o molto colorati, perché nel grigio, che è un colore neutro, risaltano benissimo, io ho visti messi proprio nelle case eccetera, e qualcuno si chiede qualcosa in particolare, però se posso non glielo faccio, perché se no sono sempre là a dover fare che poi vada bene, e che poi, cioè, è meglio che bello, ti piace, non mi piace, sarebbe meglio così, sarebbe meglio colà, e da là parte magari una idea, te lo farò come voglio, quando voglio, nel momento che voglio, perché essere obbligato a farlo in una certa maniera non ti ispira per niente proprio. Rispetto a una volta che facevo solo serigrafie a 2 o 3 colori e serigrafie acquerelate a mano, 40 anni fa, che poi ho tralasciato per impegni di lavoro troppo assidui. Adesso faccio soprattutto tele diciamo con tecniche varie. La prima è quella che soprattutto uso per degli sfondi, è il pouring, praticamente la colatura del colore nella tela mischiata con vari colori che danno delle sfumature molto particolari. Assieme a questa tecnica poi posso mettere l'action paint, che è quella schizzatura del colore che normalmente quasi tutti fanno dall'alto in basso, e io lo faccio all'altezza orizzontale. Poi c'è tutto il discorso materico, sabbia, foglie, eccetera, dove creo rilievi, e poi uso le stesse tecniche di pouring, di action paint e di pennello, perché col pennello, eccetera. Gli sfondi fatti con l'action paint e col pouring poi posso anche dipingerli col pennello mettendo delle figure. Un'altra tecnica, un'altra tipologia invece sono gli acquerelli, da cui parto da foto mie personali, elaborate, stampate con una stampante particolare Fine Art, su carta da acquerello. Una volta stampate, le acquerello a mano, rifaccio la foto, ristampo di nuovo su carta acquarellata
e riacquerello ancora sopra. E con questo ho finito la realizzazione di questo. Poi ci sono tutti quelli a rilievo dove che, faccio dei reparti dove che metto il colore all'interno, e quello soprattutto a spatola, che però è integro comunque col pouring, no, col pouring no, ma col l'action painting. Non si va mai a caso in queste scelte, perché nel corso della tua vita ti sei costruito in una maniera particolare. Da bambino avevi i tuoi idoli, avevi Kennedy, che poi Luther King, avevi Mandela, avevi tutte queste persone, quindi gli ideali di giustizia, di altruismo, di lealtà, eccetera. Sono state poi portate anche nello sport, che ho praticato fino a 20 anni circa, non di più perché poi mi sono fatto male. E poi ho fatto un buon percorso lavorativo in cui, lavorando con tante persone, con problemi non indifferenti da risolvere, eccetera, e costruendo un rapporto con le persone sincero, vario, eccetera, che tuttora c'è ancora, perché quando vado sto là anche mezza giornata no. Tutto questo ti porta ad avere un modo di vedere le cose in una certa maniera. Poi le esperienze di vita, hai visto persone morire, hai visto persone che hanno tribolato, sofferto nella loro malattia, che poi sono andate anche a terminare la loro vita in queste associazioni, per cui sono arrivato a conoscere per quello, conoscendo famiglie che hanno persone con handicap in casa, non indifferenti e anche molto pesanti. Tutto questo ti fa pensare che a un certo punto le tue capacità le devi mettere anche, diciamo, a servizio. Sicuramente capacità gestionali di organizzazione, eccetera, sarebbero la cosa più semplice per me e anche più favorevole alle associazioni, eccetera. Però, come ho detto prima, non ho voglia di trovare che diventi un altro lavoro, per cui sto vicino a queste persone, a queste associazioni, nella mia maniera, e comunque un contributo economico, eccetera, io lo do, perché ad oggi i volontari sono sempre meno. I soldi non ci sono più quelli che c'erano una volta, perché tutti restringono, eccetera, e quindi c'è bisogno anche di un supporto economico. Quindi la realtà di oggi è questa.